di sapori, e noi siamo qua nel fulcro di questa terra, di questo covo di sapori. Perché? Perché siamo vicini a Aquileia. Aquileia, come ricordate, è nata più di 2000 anni fa. Aquileia è nata la nostra civiltà e si è espansa sul territorio. I romani hanno usato Aquileia per cominciare a colonizzare i territori circostanti e li hanno colonizzati facendo le bonifiche e l'agricoltura sul territorio. Hanno fatto crescere le colture, quelle di pregio poi i nostri attuali rappresentanti. E quindi siamo arrivati a questi passaggi. Dieta mediterranea però che cos'è? Fino a poco tempo fa si diceva stile di vita, perché? Perché il medico diceva qual è il tuo stile di vita? Devi pensare anche all'alimentazione. L'alimentazione ci abbiamo pensato nella storia, nel tempo, perché ci siamo dotati, ci siamo attrezzati con dei cibi, con dei sapori che fanno anche parte del nostro percorso di salute. Anni fa, per il mestiere che ho fatto e che faccio ancora, continuerò a fare sempre, come mi ricorda l'amico consigliere regionale e presidente Alberto Budai, mi sono trovato a essere intossicato di mercurio, piombo e alluminio. Come l'ho preso? Forse giocando con i motori da piccolo, forse perché giravo quando c'era in barca, anche quando c'era Chernobyl, non lo so. Fatto sai che ho trovato un nutrizionista di Conegliano, molto bravo, adesso in pensione, che mi ha detto ti posso curare con il cibo. Mi ha fatto cambiare gli alimenti che prendevo ogni giorno, mi ha dato gli integratori chelanti, ho fatto gli esami fatti in un laboratorio del Texas in America e mi sono ritrovato come un canarino, come ero prima, ecco, di avere queste fonti di inquinamento. Quindi cibo e salute. E dieta mediterranea non può essere altro che la nostra salute. Detto questo, vado di corso perché abbiamo cominciato più tardi, perché il sole prima era troppo caldo e ci impediva di vedere tutto quello che riusciamo a vedere finalmente anche sullo schermo. Lascio la parola per il saluto iniziale a Renata Gabriela Ronco, che ci dice un po' il senso del collegamento del Club UNESCO con questo progetto e l'idea di partenza. Quindi un applauso naturalmente al nostro Carlo Morandini che ha organizzato con grande impegno questo evento. Grazie molte Carlo, affrontate anche il giornalista, presidente della Riviera Friulana, che è un'associazione culturale di cui il club per l'UNESCO è dentro, come sei dentro tu nel club per l'UNESCO. Quindi io vi saluto, vi ringrazio per la presenza qualificatissima. Ecco, ringrazio anche Edo Dagaro, perché è Edo, che ha, anche lui del club, che ha curato la pratica con la regione. Edo Dagaro. Ecco. Bene. E tutti i colleghi che si sono impegnati in questi mesi. Siamo abbastanza, adesso abbiamo iniziato i vari step, i vari incontri, sono tutti, hanno una riuscita tutti quanti molto diciamo importante. Ecco, la dieta mediterranea voi sapete che è stata riconosciuta come patrimonio immateriale dell'umanità dall'UNESCO. È molto importante perché ci guardano anche da tutta la penisola e non solo, perché è l'unico club che ha avuto questa possibilità, grazie a voi, della regione, di avere l'aiuto, il contributo e quindi portare avanti come caso emblematico in tutta la penisola. Infatti sappiamo di tanti club, in Italia sono più di 100, che guardano a noi, Udine naturalmente, per poter poi inserirsi in qualche modo. È un argomento importantissimo. Naturalmente abbiamo dei nostri collaboratori fantastici, la Riviera Friulana, abbiamo l'Orto della Cultura, abbiamo anche la casa editrice della Maura Pontoni, Io ci vado e altri partner. Io ringrazio moltissimo Roberto Budai, che è appunto presidente. Scusate, chiedo venia, un lapsus. Grazie mille Alberto, quindi poi daremo la parola a lui per un saluto importantissimo della regione. Ecco, e naturalmente noi siamo entrati per scorrimento, all'inizio non eravamo entrati, dopo per scorrimento ci avete accolti. Grazie molte. La serie dei relatori è molto importante, poi Carlo presenterà i vari nostri relatori, vedete qui anche tutti i loghi che hanno collaborato. Era scritto nella locandina naturalmente di fare la mail, però purtroppo la maggioranza non l'ha fatta, quindi adesso grazie naturalmente a Sergio Marino che è laggiù in fondo, che prende altre persone che sono arrivate fin qui, accogliamo tutti, naturalmente il mangiare sarà diviso, suddiviso, ce n'è, va bene. Allora un ringraziamento all'azienda Vini Broili della località Veligna per la ospitalità, e questo è avvenuto grazie ai contatti che ha Carlo.
Ecco, io adesso vi ringrazio ancora, lascio la parola a chi è veramente formidabile come contenuti, un grazie a tutti voi e buona serata. Grazie Presidente, insostituibile, sempre emblematico nei suoi contatti e nei suoi rapporti. Alberto Budai, un amico, ma è Presidente della seconda commissione ambiente, quarta commissione ambiente del Consiglio regionale, ma fa anche parte di quella agricoltura. È un consigliere regionale, un Presidente, di quelli che sono sempre a lavoro in campagna, ma è uno di quelli che va a raccontare teorie, infatti tante volte arriva, abbiamo avuto in ora anche gli incontri della regione, non solo, anche di recente con un'altra azienda ci ha portato il vice ministro all'ambiente, aveva appena lasciato le sue campagne. Alberto, il senso dell'agricoltura in questo territorio e dove stiamo arrivando? Intanto buonasera a tutti e grazie ovviamente dell'invito. Porto il saluto ovviamente della Regione che ovviamente finanzia tutto questo, finanzia non solo questo ma tutto quello che riguarda il cibo, perché il cibo non è solo mangiare. Come ha detto giustamente Carlo, ultimamente abbiamo intolleranze alimentari da far paura. Noi vediamo le fotografie fino agli anni 60-70, non vedevi nessuno obeso, tutti perfetti, magri. Il problema è dopo, quello che è stato il dopo. Un cibo che è stato troppo trasformato, troppo termizzato, pastorizzato, troppo unito a conservanti per dargli ovviamente solvibilità e conservabilità, che ovviamente ha perso la sua, in qualche caso, la sua caratteristica originale. Infatti io ringrazio tutte le aziende che hanno portato i loro prodotti e dopo potrete assaggiare e ovviamente degustare i prodotti delle aziende locali, che sono prodotti a chilometri zero e sono veramente genuini e prodotti di qualità. Ovviamente l'agricoltura non vuol dire solo cibo, vuol dire territorio, perché se qui noi godiamo di questo territorio, che già ci godevano ovviamente gli antichi romani perché avevano bonificato, tolto, si allargavano, ok, però se abbiamo un territorio e possiamo godere di questo territorio per il lavoro delle aziende che ci sono proprio qui presenti, perché non vuol dire solo cibo, vuol dire contatto con il territorio, cura del territorio, conservazione del territorio. Tutto questo ovviamente la Regione ci crede e ovviamente sponsorizza ovviamente chi propone, chi ovviamente dà una mano a conoscere la dieta mediterranea, la dieta del nostro territorio, la dieta genuina del nostro territorio, ma anche chi ovviamente sul territorio deve produrre poi questi cibi e ovviamente noi siamo vicini ad entrambi. E quindi questa sera sono sia come consigliere sia come Presidente della quarta, membro della seconda, ma anche come Presidente del gruppo tutela antica polenta di Faulis, che ovviamente vi preparerà alla fine con i prodotti del territorio, con i prodotti dell'azienda, una paella friulana di orzo. Quindi è una prova che faremo stasera. Quindi grazie ovviamente dell'invito e continuate con questo. Grazie e buonasera. Grazie a lei. Grazie Presidente, ovviamente